Buonasera, benvenuti in onda. Mai un sabato prenatalizio è stato rovente come questo, ma era prevedibile. Matteo Salvini festeggia in piazza a Roma l'assoluzione e ovviamente si toglie i sassolini dalle scarpe, attacca duramente, anche se citandolo in un modo indiretto, un po' obliquo, vedremo esattamente come, il presidente Conte, e ovviamente c'è una grande discussione sul merito di quella scelta, sulle scelte di oggi, su cosa farà la Lega dopo quest'ultima botta di vita che ovviamente ha rivitalizzato il leader del Carroccio. Allora noi con la collega Marianna Aprile, bentornata e bentornati, entriamo subito nel racconto che ci farà il presidente Conte, ma per capire bene il clima siamo andati con le nostre camere a curiosare in quella piazza e a sentire bene che cosa ha detto Salvini e chi lo ha accolto e come. Guardiamolo insieme. Aver riconosciuto che ho fatto il mio lavoro e non sono un delinquente, dopo 3 anni di processi, di attacchi, di insulti, di polemiche, è una bella sensazione. Alzarsi questa mattina non da potenziale delinquente ma da assolto, perché il fatto non sussiste, quindi vuol dire che per 3 anni si è parlato di nulla, è una bella sensazione. Sta arrivando l'onda alta. All'indomani dell'assoluzione sul caso Penarms, Matteo Salvini convoca i suoi a Roma per festeggiare. Abbiamo organizzato una festa. Dunque, qui c'è la rassegna stampa di destra. Solo giornali di destra, Solo giornali di destra. Perché comunque i giornali di sinistra io per esempio non li compro. Non proprio un bagno di folla, ma una manciata di fedelissimi, tra cui l'immancabile compagna Francesca Verdini. Non è neanche innocente Matteo Salvini, non c'è proprio il reato. Si chiude una pagina nera, buia. Dalla piazza del Capitano anche messaggi per gli ex alleati del governo gialloverde. Io c'ero in quel governo, c'era Conte, c'era Toninelli che esultava quando fermavamo gli sbarchi. Se hanno ancora memoria, non so se hanno memoria. Conte l'ha sentito? No, a me onestamente di Conte lo smemorato interessa poco, gli faccio gli auguri di Natale perché non voglio il male di nessuno. Non sono abituato a fuggire dalla mia responsabilità, a differenza di altri. Allora, voi sapete che Giuseppe Conte di solito non interviene durante le feste, ma oggi è stato veramente tirato per la giacca e quindi non possiamo che ringraziarlo di essere qui a ricostruire che cosa accadde in quel tempo, la rottura fra due leader, ma la prima domanda è scontata. Salvini fa questa battuta dicendo Conte lo smemorato, come per dire che lei ha un po' di paura, un po' di memoria che le fa difetto in questo momento. Una precisazione, mi ha fatto gli auguri e anch'io gli faccio gli auguri di Natale a lui e ai suoi cari, come faccio gli auguri a tutti i telespettatori. Per quanto riguarda la condanna penale, bene, perché non auguro una condanna penale a nessuno, neppure un avversario politico. Però se parliamo invece di memoria, di metterci la faccia, non la faccia, qui non consento a nessuno di scherzare. È arrabbiato. Perché il sottoscritto, da quando è iniziato l'impegno politico, ci ha messo sempre la faccia, sempre ce la metterà, perché per me la trasparenza con i cittadini è un modo, una premessa necessaria per fare politica. Non intendo altro modo per fare politica. Quindi non facciamo battute, non consento. Oggi ho letto ricostruzioni sui giornali, delle ricostruzioni imbecilli addirittura, dove si allude al fatto che questo sarebbe stato un processo con cui io mi sarei vendicato di Salvini. Ma questo è quello che diceva la verità, Belpietro. Lei sta facendo i nomi. No, sono delle ricostruzioni imbecilli. Cioè, perché come se lei io avesse non dispongo di nessuna sintonia col potere giudiziario. Io sono andato davanti ai giudici per la pandemia, davanti a tutte le procure a rispondere sempre del mio operato e ho portato sempre le carte, mi sono sempre difeso davanti ai giudici, mai mettendo in discussione il loro potere autonomo e indipendente. Però il riferimento di Salvini, ora non voglio fare l'esegeta di Salvini, sono l'ultima persona adatta a farlo, però credo che fosse al fatto che nel caso della richiesta di autorizzazione a procedere per il caso Open Arms, il Movimento 5 Stelle votò insieme al PD a favore, mentre c'erano dei precedenti, per esempio per il caso 18, in cui quando eravate ancora al governo votò contro. Quindi
come Ma diciamo, guardi, non si possono associare l'accusa di intelligenza questioni. con la magistratura. No, guardi, allora, se parliamo di politica sulle migrazioni, poi ci arriviamo. No, Se i parliamo casi. di vicende penali, Ognuno è signori, la vicenda penale sono dei fatti, sono fatti specifici in relazione a un contesto specifico. Qui si parla di open arms, non si parla di Sea-Watch, di Diciotti, eccetera. Ogni vicenda, i giudici, se evidentemente ritengono di dover indagare, addirittura in questo caso di istruire, imbastire un processo, lo fanno sulla base di fatti specifici. Allora, finisca di E dire il suo nessuno open si arms, può perché è così arrabbiato? Perché io la vedo Sono arrabbiata. arrabbiatissimo perché lui va davanti alle persone a parlare di memoria o di smemoratezza. Non si deve permettere, perché qui non è questione di memoria, sono fatti documentali. Io come Presidente del Consiglio ho scritto a Salvini quell'estate, di fronte a una situazione così critica, gli ho scritto Ce addirittura... l'abbiamo. La nostra No, quello è il regista post successivo, attenzione, 2 se giorni lo prima scorrete di un questo, attimo, se 2 dalla giorni regia lo prima. scorrono, il no, capoverso successivo e lo inquadrate, voi ritroverete che faccio riferimento a una prima, anzi 2 lettere che scrissi Presidente del Consiglio al Ministro dell'Interno, in cui lo mettevo in guardia dal fatto che 13 stava agosto. gestendo questa vicenda e stava rischiando di contravvenire e violare le convenzioni internazionali e la nostra giurisprudenza consolidata, perché c'erano anche dei minori a bordo, quindi era una situazione critica con minori a bordo. E secondo me gli dicevo, almeno i minori vanno assolutamente fatti sbarcare. Ma Salvini ha commesso un reato secondo Salvini, lei, sì o no? che fa lui lo smemorato, e adesso ne possiamo parlare liberamente perché è sono assolto. ben lieto che è stato assolto sul piano penale. Salvini mi risponde alla prima lettera e insiste che per lui invece dovevano e potevano anche i minori rimanere a bordo. Quindi io mi sono completamente dissociato, ma non come cittadino privato, come Presidente del Consiglio. E lui da Ministro dell'Interno ha voluto perseguire in questo comportamento, in questa condotta, ma lo ricordiamo anche, ormai c'era anche una crisi di governo, lui ormai è l'estate del papete. Le leggo un passaggio. E ne approfitta per fare propaganda, perché ormai sentiva già in clima elettorale i pieni poteri. Quindi attenzione, non ci dobbiamo permettere, nessuno si deve Parlare come infangare chi ci mette sempre la faccia. Parlare come Ministro dell'Interno, lei scrive a Salvini, e alterare una chiara posizione del tuo Presidente del Consiglio, cioè lei, scritta nero su bianco è questione diversa. È un chiaro esempio di sleale collaborazione, l'ennesimo che io non posso accettare. Ma quindi la rottura fu lì? Guardi, la rottura c'è stata anche in varie vicende precedenti. Visto che diciamo di metterci la faccia, ricordo a Salvini che io sono andato a fare un'informativa al Parlamento sull'hotel Metropole, vi ricordate? Savoini Certo. e compagni? Certo. Era una questione di... No, ricordiamolo agli ascoltatori, Allora, era la vicenda di un'inchiesta che riguardava i rapporti c'era fra stato la un Lega incontro, lui e la Russia. aveva incontrato da Ministro dell'Interno l'omologo russo, ha portato Savoini che non aveva nessun titolo per Un leghista per un esperto di bilaterale rapporti, del certo. genere così formale. Poi c'era stato l'incontro al Metropole, una vicenda diciamo che era risultava in quel momento oscura, e allora il Parlamento chiede conto al Ministro dell'Interno e io gli chiedo di andare in Parlamento a riferire quel che sapeva per chiarirla. E lui? Lui non ci va, si sottrae come sempre, parliamo di trasparenza e questa è la trasparenza che lui intendeva. A quel punto sono stato costretto io, da Presidente del Consiglio, ci sono andato e ho detto al Parlamento vi riferisco quello che so, perché ho scritto una lettera al mio Ministro dell'Interno per chiedere l'informazione e venirla a riferire e non mi ha neppure risposto. Non so se Ed è è una chiaro. cosa che tra l'altro lei gli ha pubblicamente rimproverato in quella famosa seduta alla Camera in cui diciamo in qualche modo la rottura è stata anche pubblica. Ma non solo. Ricordiamo tutti quelle immagini. Ricordo nel gennaio 2019 c'è stata anche un'altra vicenda, CI e Sea-Watch. Decine di migranti erano al largo delle coste di Malta, Salvini dice non verranno mai, era una situazione anche critica quella, non li faremo mai entrare in Italia, sbarcare in Italia, in una condizione critica risposi, ci sono le mie dichiarazioni pubbliche. Salvini dice che non li farà sbarcare, benissimo, andrò io, li prenderò con l'aereo e me li porterò.
Quindi voglio dire, non vorrei che oggi, a distanza di tempo, io venga accusato di aver condiviso in tutto e per tutto la logica, attenzione, la propaganda, non la politica, Solo un la telegramma. propaganda dei porti chiusi, perché quei porti... Perché la politica sì, invece? Attenzione, quei porti, adesso veniamo al piano politico. No, però voglio fare una domanda prima che finiamo questo punto, perché è molto importante per chi è a casa. Lei ha tirato fuori questa lettera, noi l'abbiamo letto con attenzione, è una lettera durissima, però la domanda è inevitabile e deve quasi rispondere con un sì o con un no. Cioè, stando a questa lettera, lei è convinto, era convinto allora, che Salvini stesse violando la legge? Lo pensa ancora? Lo pensa? Guardi, sicuramente quella lettera era una lettera che lo metteva anche in guardia dal rischio che stava affrontando. Io non sono un giudice penale e non mi sono posto il problema che in quel momento ne potesse nascere un processo penale. Però violava i diritti umani, secondo Ma lei? sicuramente quella condotta lì, io sono fermamente convinto che una condotta che sia di violazione di convenzioni internazionali, perché la tutela dei minori, guardi, non c'è bisogno di scriverlo, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi parte del mondo, i minori vanno tutelati sempre e comunque con le massime garanzie. Stavo dicendo, attenzione, a me non mi avete mai sentito Possibile che vi mandaste solo le lettere e non vi parlaste? Beh, chiaramente ne ho parlato, io feci una conferenza stampa, credo a giugno 2019, forse non la ricordate, dissi a tutte le forze politiche, ma chiaramente il problema delle slabrature istituzionali erano soprattutto con Salvini e con la Lega, che ormai, dopo il consenso soprattutto europeo, ha preso una direttrice per cui, se ricordate, si mise a preparare la manovra di governo senza avvertire il Ministro dell'Economia al Viminale, al Ministero dell'Interno, chiamò tutte le sigle dicendo pubblicamente che stava preparando la manovra di governo, la legge di bilancio, cioè le slabrature ormai erano evidenti. Quello che vorrei ricordare però, perché attenzione, oggi non sono qui a rinnegare quel che ho fatto, però il mio obiettivo, la mia politica delle migrazioni come Presidente del Consiglio, che ha la responsabilità di sintesi della politica sulle migrazioni, io l'ho esposta portando al giugno 2018, al primo Consiglio europeo, una proposta dettagliata con tanti obiettivi. In quegli obiettivi non c'è scritto porti chiusi. Questa è una formula di Salvini che gli ha consentito di crescere anche nella un po' di Toninelli, l'allora Ministro dei Trasporti. Ma attenzione, sicuramente non abbiamo detto può venire in Italia chiunque, no, perché c'è e c'è un'accoglienza di fondo, indiscriminata. Però vorrei ricordare che quei porti non sono rimasti mai chiusi. Ma perché non è possibile chiuderli? Esatto, cioè esatto. Ecco. E allora comprende la propaganda, dire i porti sono chiusi. Però le posso fare un'obiezione di buon faccio senso? solo, me la faccia un Prego. attimo, però mi faccia finire, diciamo, questo concetto. Di fatto però quei porti sono rimasti sempre aperti e sono rimasti aperti anche se dei giorni sono rimasti in mare spesso in situazioni critiche, lo riconosco, perché di fatto c'era il sottoscritto che chiamava Merkel, Macron, ottenendo la solidarietà di tutti gli europei per avere la redistribuzione, cosa che Meloni anche oggi non sta riuscendo a ottenere, perché guardi, la propaganda non porta a nessuno. Se tu dici prendi voti come la Meloni e dici per il blocco navale c'ho la soluzione, poi ti ritrovi col record, come l'anno scorso, di migranti che arrivano. E oggi la soluzione di Meloni con lo spot albanese non funziona, perché sono 800 milioni verso 1 miliardo con centri vuoti. Quindi la propaganda sta a zero. Se volete, in 2 secondi vi dico qual è la linea di una politica dell'immigrazione del Movimento 5 Stelle. Vorrei arrivare però a quello che è stato, anche per capire da dove nasce poi la linea politica, anche perché un'altra delle domande che nelle ultime settimane tutti si sono fatti sul movimento, anche alla luce, diciamo, delle tensioni con il fondatore Grillo, eccetera, e che tipo di indirizzo abbiate, no? La sinistra, il progressismo, eccetera. Quindi sono qui per questo. Andiamo sui temi, perché l'immigrazione è un buon terreno su cui valutare le impostazioni di destra e di sinistra, no? di una formazione politica. Lei prima ha detto che si opponeva a questa propaganda dei porti chiusi di Salvini e che però, se non ho capito male, l'impostazione di fondo di in qualche modo rendere un po' più difficile l'arrivo a terra dei migranti salvati dalle ONG era condivisa.
Lei ci aggiungeva le telefonate per ricollocarli, guardi, però di fatto quelli sempre in mare stavano. Cioè, non è che... Le dico la nostra visione su questo punto. Allora, è evidente che il soccorso in mare è un dovere morale, politico, come salvare i minori, è una cosa che non va nemmeno scritta. Ma non solo sui minori, il soccorso in mare, questo non è mai stato messo in discussione, attenzione, questo è il soccorso in mare. Poi ovviamente è chiaro che secondo me rientra nel concetto di sovranità, non di sovranismo. Ogni Stato deve poter tutelare i propri confini e poter regolare anche gli ingressi che siano ovviamente regolari. Questo rientra nel concetto di giusta sovranità. Peraltro c'è un problema oggettivo che non vanno incentivati questi attraversamenti così pericolosi del Mediterraneo su delle carrette del mare. Allora qual è la nostra posizione? Dove abbiamo già allora nel Consiglio europeo 2018 cercato di realizzarla. Prima, il modo migliore per chi ha diritto alla tutela internazionale, alla protezione internazionale, sono corridoi umanitari. Vai lì, te li prendi e li individui già in loco, nei paesi terzi o nei paesi di origine. Uno. Saremmo d'accordo. Due, flussi migratori, il decreto flussi. Non ci giriamo intorno, gli imprenditori ci chiedono manodopera, ne abbiamo bisogno, quindi abbiamo interi settori di attività sguarniti dove non ci sono manuali, operai, non c'è forza lavoro. E i decreti flussi, diciamolo, sono di fatto delle regolarizzazioni di chi già è presente. Perfetto. E allora dobbiamo andare a aumentare sicuramente quella quota in prospettiva, cercando ovviamente di lavorare. Il problema vero poi qual è? Il problema è lavorare in Europa. Meloni ha sottoscritto un patto europeo per l'immigrazione che lascia l'Italia come paese di primo approdo esposta con tutti gli oneri connessi e non c'è una reale redistribuzione. Lei non è d'accordo però sul fatto che Meloni stia portando l'Europa, anche la von der Leyen, la Presidente von der Leyen qualche giorno fa, nella sua lettera sull'immigrazione alla vigilia del Consiglio allora, europeo, Meloni per adesso, sostanzialmente la Presidente Meloni per adesso ha ottenuto solo una cosa. Che l'indirizzo però non le dispiacerebbe fosse quello dell'impostazione italiana, con i centri in territori extraeuropei. Allora, per adesso Meloni ha portato a casa solo una cosa: 1 miliardo per i contribuenti italiani per 2 centri vuoti, 300 agenti che stanno lì quando oggi abbiamo un problema nelle nostre città per la sicurezza. Le persone vengono scippate, rapinate per strada, più 32% rispetto a qualche anno fa. E quelli stanno in albergo là. E quelli stanno 300 lì. Quindi oggi Meloni ha fatto uno spot pubblicitario, una fuga in avanti, pensando dopo il record di sbarchi, avendoci perso la faccia, ha fatto questa fuga in avanti con questo spot albanese, ma non l'ha fatto in un contesto europeo. La forza di un presidente italiano è quella di coinvolgere l'Europa e portare una soluzione europea, non una soluzione, perché attenzione, se rimane così non solo rimangono vuoti, ma ogni tanto si riempiranno di qualche migrante, e l'abbiamo visto, il diritto europeo prevale sul diritto interno, sui decreti legge, non l'hanno ancora capito. Presidente, però ho un'ultima domanda da farle, perché uno, la sua foga mi ha stupito, lo dico, è passione civile, quindi benissimo, però credo che Salvini, anche nella sua comunicazione, stia provando a dire una cosa. Quella fu l'estate del bivio, lei diventò leader dei 5 Stelle, lui perse quel 30% e divenne non più leader ma secondo di una coalizione. Lui oggi è come se dicesse: attenzione, questa è la madre di tutte le battaglie e questa soluzione, questo sta dicendo, ci dice che quella linea è legale, è giusta, quindi che la sua lettera in cui lei dice è legale è una posizione sconfitta dalla sentenza dei giudici. E io le rispondo, se questo è il tema, quella sua linea, dietro ci sono le telefonate, i rapporti seri costruiti con Macron, Merkel, non le buffonate, perché Salvini ai consigli europei dei ministri degli interni non c'è quasi mai andato. Quindi lui la partita l'ha giocata solo propagandisticamente davanti a quella telecamera. Cosa disse il capo dello Stato? E tenendo in mare in condizioni critiche dei migranti, quella non è una politica che risolve i problemi dell'Italia. In Italia, se vogliamo affrontare questo problema, lavori a livello europeo con testa alta e facendoti rispettare. In più sistemi di integrazione, perché un altro tema del problema dell'immigrazione è quello che succede a terra. È vero che il Quirinale era preoccupato dei rapporti internazionali in quel momento? Cosa?
È vero che il Quirinale era preoccupato dei rapporti internazionali in quel momento per la politica dei porti Adesso chiusi? non mi faccio interpretare il pensiero di Mattarella, però quello che voglio dire, in questo momento noi stiamo trascurando che il problema è dei sistemi di integrazione. Perché il Movimento 5 Stelle è favorevole allo Ius Scholae? Perché il miglior modo per integrare gli immigrati che sono qui sul nostro territorio è la formazione scolastica, che conoscano il nostro patrimonio culturale. Visto che ha detto una cosa di sinistra, Presidente, le faccio vedere una scheda che Lidia Mancini... Lei è legata ancora a questi schemi? Parliamo di soluzione dei problemi. Esatto, I quartieri periferici. Però mi deve far fare il mio lavoro. Vogliamo ragionare solo con i quartieri residenziali, con la logica dei quartieri residenziali. No, però ci colpisce lei dica questa cosa, ha ragione. Mi faccia fare il mio lavoro, era un aggancio a quello che stava dicendo proprio sui temi, perché siccome ho appena detto una cosa di sinistra e siccome molto si discute sul fatto che il Movimento 5 Stelle a guida Conte sia di destra, progressista, sia di sinistra, allora Lidia Mancini ha riassunto le varie tappe della questione e poi lei ci dirà, in base ai temi, dove siamo all'etichettatura. Sì, etichettiamo, è vero. Destra, sinistra. È uno schema che non aiuta a decifrare l'evoluzione delle forze politiche. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il mio cuore è tradizionalmente battuto a sinistra. Adesso si è spostato a destra, dice. Andiamo a operare un sistema per una più efficace disciplina. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di Ho votato un centro-sinistra, quindi Prodi, per esempio. Quindi Ulivo. Se sinistra significa che, voglio dire, ti preoccupi solo di chi abita nella ZTL, io non ci sto. Certo che noi siamo the left. Il PD aveva proposto lo Ius Soli. Io ho detto pubblicamente, secondo me è un errore. Il nostro fermo no all'invio di armi in Ucraina. Ma lei è di sinistra. Sono ancora un gusto un po' di destra. Il discorso è un po' complesso. Il fisco è percepito, direi, non a torto come un soggetto che vessa i contribuenti. Il salario minimo è assolutamente una misura necessaria. Azzerare le dipendenze. Questo però è un condono. Lo chiami condono? Io non mi permetto, guardi, di fare nessun endorsement nella campagna elettorale americana. La sinistra ha deluso anche me nel corso del tempo. Ho avuto, diciamo così, occasione di ravvedermi. Di sinistra e regicazze più che mai di destra. Allora, lo Ius Soli non la convinceva, lo Ius Scholae... Lo ritengo sbagliato addirittura. Addirittura sbagliato. Assolutamente sì. Perché siccome siamo un paese di transito, non siamo come gli Stati Uniti. Si arriva negli Stati Uniti, Ius Soli... Tra l'altro Trump lo toglie pure da lì, ha detto, quindi... Peraltro c'è quel problema. Esiste solo lo Ius Soli, non lo Ius Sanguinis. Noi dovremmo quindi, secondo la proposta del PD, conciliare lo Ius Sanguinis tradizionale, ci aggiungiamo lo Ius Soli, per migranti che passano sul nostro territorio e vogliono andare in Svezia, Austria, Germania. Che senso ha? Beh, non è che passano, ci vogliono comunque degli anni di permanenza, ci vuole, non è che basta. Spieghiamo in sintesi, Presidente Conte, spieghiamolo in sintesi perché quindi con è questo l'occasione della nascita sul suolo. Esatto. E quindi lo Ius Scholae è aver fatto dei cicli transitoria, diciamo, una contingenza. Io ho delle difficoltà a immaginare dei cargo di donne incinte che vengono a partorire in Italia per avere la cittadinanza italiana. Una donna migrante incinta che viene qui, partorisce e poi vuole andare in Svezia, che fa? La tratteniamo no, qui? ma non è che ci viene apposta. Diamo una cittadinanza italiana non perché? Non è un pull factor del però fatto non vi dovete spaventare a affrontarli i problemi. No, chi si spaventa? Cioè, io non sto dicendo che dobbiamo maltrattare la donna migrante che è incinta, sto dicendo che dare la cittadinanza è un altro concetto. Io la do a un cittadino che vuole rimanere in Italia, conosce il nostro patrimonio culturale, conosce la nostra Costituzione, in qualche modo si sente cittadino italiano. L'ius Scholae serve a questo. Allora, dobbiamo dirlo chiaramente. Milioni di ragazzi di seconda generazione di italiani, ce ne sono tanti. Esatto, e io sono favorevole a loro. Il servizio di Lidia Mancini, diciamo questa carrellata di diversi Conte, paradossalmente rivedendo oggi mi ha colpito per una cosa. Lei in quella storica intervista a Floris, che era la prima, disse: io sono uno di centrosinistra, sono stato... aspetti, mi faccia dire... Il mio cuore batte a sinistra. Il mio cuore batte a sinistra, no, ma disse anche sono uno dei tanti che guardavano interesse a Prodi e la sua storia, un cattolico progressista, e poi sono rimasto deluso. Quindi era un percorso perfetto di tanti elettori del 5 Stelle. Ma ora lei ha combattuto una battaglia contro Grillo, poco fa l'ha vinta, dicendo non siamo più terzi, ci collochiamo da una parte, siamo dei progressisti. Ora, quando poi l'ho vista da Treiu,
e ha detto ma io non sono di sinistra, è un discorso complesso, No. sono rimasto... allora questo è Ad importante, Atrei ho avuto non è un'etichetta, è Ho identità. avuto parole chiare e non di comodo, ho spiegato anche a quel pubblico che noi ci collochiamo in un'area alternativa a questa destra, in modo chiaro, questo? ed è una scelta di campo. Perfetto. Oggi non è più importante cosa è, dove batteva il cuore di Conte, fermo restando che non lo rinnego, ovviamente il mio cuore ci mancherebbe, però oggi Conte, dopo il processo costituente, interpreta la sua comunità, che in modo chiaro e direi lungimirante, con grande saggezza, si vuole autoqualificare come progressista, perché l'etichetta sinistra è un'etichetta che può creare degli equivoci, va Quindi bene? progressista E è meglio che soprattutto sinistra. viene in qualche modo associata all'azione concreta, dipanata, attuata da forze di sinistra che spesso hanno fatto politiche neoliberiste, di destra, eccetera. Non vogliamo avere nulla a che fare. Quindi è un'etichettatura equivoca. Preferiamo allora rivendicare questo progressismo indipendente. Dopodiché ditemi voi se destra o sinistra, quando io dico siamo contro la corsa a riarmo, cos'è? Di destra o di sinistra? Per me dopo è il di su- sinistra. allora, Siamo a favore delle svolte negoziali per quanto riguarda la soluzione dei conflitti armati, io comincio anziché questa edizione andare alla rivolta terza col mio guerra solito mondiale. ruolo di maestrina che interrompe perché c'è il super spot. No, però Di solito avevo però una lo faccio con sequela, quelli di destra, avevo io glielo una dico. sequela di questioni da sottoporvi, Super spot- poi mi direte se sono super di destra spot- o di sinistra, super va spot bene? e dopo chiariamo Abbiamo se tempo Conte è dopo. di destra o di sinistra. Allora, ci avete lasciati mentre discutevamo col Presidente Conte su cosa sia di destra, cosa sia di sinistra, nelle sue Gabberiano, convinzioni. Io le lancio un amo e poi lei prosegue con l'elenco. Nel 2019 Donald Trump le manifestò la sua stima, la sua amicizia, la cosa la lusingò giustamente molto. Donald Trump ha appena detto ai paesi NATO che la spesa militare dei singoli paesi membri della NATO deve essere aumentata al 5%. Lei sono... Ma manco per sogno. allora manco per sogno. abbiamo Ma anche con archiviato Trump, la mia spesa, e ovviamente lui si arrabbiava con me perché non ricordo a memoria, eravamo intorno all'1,3, non certo al 2, un impegno preso prima, poi dicono Conte ha preso impegno al 2%. No, l'ha confermato però lei. Ma io non ho mai messo in dubbio un impegno Ma non preso hanno messo i credo soldi. nel 2014, ma certo non dico al mio paese signori cittadini morite di fame e adesso noi raggiungiamo il 2 o il 5%, questa è una follia. Oggi in Europa stiamo facendo la transizione ecologica, siamo passati dalla transizione militare, pensano solo a quello, ritornando destra e sinistra, bisogno di sicurezza, soddisfare questo bisogno di chi vive in periferie degradate, non può uscire di casa, non riesce a rientrare, adesso anche nei centri storici, baby gang, scippi e furti, soddisfare questo bisogno. Cos'è? Una politica di destra o di sinistra? Credo che dipenda da come lo si fa. Perfetto, per me è al centro, senza ovviamente reprimere il dissenso politico, la resistenza passiva, eccetera. Senza assolutamente, quelli sono destra reazionaria. Addirittura, Bisogno di sicurezza è un bisogno reale che va soddisfatto in modo serio. Quando io dico, attenzione, la transizione ecologica, che è assolutamente necessaria, ma non possiamo preoccuparci dell'impatto su imprese, distruzione di posti di lavoro, vedete Stellantis, Automotive, e sulle famiglie che non hanno i soldi per l'auto elettrica, non hanno i soldi neppure per una Questo pompa parla di come Salvini, calore. però io faccio sommessamente notare. Bene, per lei che cos'è questa? Destra o sinistra? so, Per me è un problema della politica responsabile e così via. La politica dell'austerità, sottoscrivere un accordo franco-tedesco come ha fatto Meloni che ti porta qui un taglio di 13 miliardi l'anno, cos'è? Destra o sinistra? Noi siamo contrari, però questo patto di oggi, sottoscritto da Meloni, in passato ci ha portato la sinistra quando governavi in Europa e in Italia. Comprende allora? Le persone maliziose come sono io, faccia la maliziosa, prego. Sempre, penseranno che lei voglia lasciarsi aperti più o meno tutti i fronti. No, sono obiettivi politici seri. La dovete smettere di attribuirci opportunismo per un voto in più. La domanda è da perseguire con chi? Perché a meno di non prendere il 51%... Stimolando le altre forze progressiste, però se non ci chiariamo su questi obiettivi, noi non ci stiamo, perché noi andare lì per governare Chigi o un territorio senza chiari obiettivi politici in questa direzione, noi non ci stiamo, facciano senza di Le noi. faccio l'ultima domanda, risponda brevemente. Lei sulla Palestina e sull'Ucraina si sente più pacifista o meno pacifista di Elly Schlein?
Guardi, non voglio fare paragoni con Elly Schlein, perché il pensiero di Elly Schlein, quando viene qui, glielo chiedete. Io dico, e siamo a giorni natalizi, che noi stiamo assistendo da più di anno a un sistematico sterminio. Ci sono lì 40.000 morti, non li possiamo più neppure contare. E l'obiettivo è proseguire a questa distruzione di Gaza. Cosa stiamo facendo? Cosa aspettiamo a mettere in atto, a eseguire il mandato di arresto di un criminale come Netanyahu? Criminale. Su questo credo che possiamo chiudere, più radicale anche di perché tra un po' Mimmo Torrisi irrompe sulla scena. Ringraziamo il Presidente Conte per la presenza pre-natalizia e per la noi c'è Massimo passione. Gramellini. Dopo di noi c'è un best of di In altre parole a cui seguono i Gazzetta Award con Pierluigi Pardo. Noi abbiamo 2 saluti da fare, Luca, velocissimi. Uno Luca e i suoi compagni di cella a Opera, grandi fan di In Onda nel carcere di Opera, e li salutiamo. E uno a Roberto che sta in una clinica, in un letto ospedale, forza, resisti, torna qua. Vai, Roberto. Buonasera, però ci siamo anche domani, Marianna. Anche dopodomani, tu devi provare. E dice Conte che hai delle scarpe fantastiche. Gira di sedia, vai. Dice Conte che Luca. hai delle scarpe fantastiche. A domani. A domani.